bene, perché sennò siamo a... Mi sembra che vada ancora molto bene. Sì, a 2,5 chilometri e il vantaggio è ancora buono, insomma, speriamo tutti. A questo punto ha avuto ragione lui a scattare a 31 chilometri. Sì, a questo punto sì. Beh, sai, io sono sempre un po' per cercare di calmarli, per cercare di farli stare tranquilli e sempre farli risparmiare un po'. Però, sai, a volte è giusto che anche i corridori rischi un po', perché i grossi risultati si fanno anche rischiando. E diciamo che Chiappucci e Chiurato si stanno dimostrando tatticamente e sportivamente ottimi, perché lasciano condurre Rouet e Bröking. Ma sai, c'è stato Naturalmente cercheranno di scattare sulla salita finale. C'è stato Chiappucci che ha tentato prima sulle salite varie Vedi che si sposta, di potersi andare rallenta, sì. Praticamente dobbiamo dire bravi. Sì, tutto sommato corretti. Bravo, Hanno giocato le loro possibilità dove potevano e in questo momento stanno... Aumenta il vantaggio di Fondries, siamo alla fiamma rossa, al triangolo rosso, ultimo chilometro della 57esima edizione della Frecciavallone, sono 206 chilometri costellati di salite, ben 15. Maurizio Fondries, dopo aver attaccato fin dal primo passaggio qui da Ui, è scattato a 31 chilometri dalla conclusione, era in compagnia di Bartoli, 30 secondi, sembrava folle l'avventura di Fondries, col passare dei chilometri Maurizio ha dimostrato di avere la marcia giusta per portare a termine una grande impresa. Tu hai detto, gli atleti oggi hanno la mania della grande impresa, ben vengano grandi imprese come questa. Sicuramente, ha voluto rischiare, partire da lontano, ma probabilmente sapeva anche di avere le energie. No, l'unica cosa che si può dire è che speriamo che questa fatica non gli condizioni poi la corsa di domenica, dove lì ci sono punti importanti per la Coppa del Mondo, però devo dire che per fare un'impresa così ne valeva la pena. Incomincia a svoltarsi il margine di vantaggio, dovrebbe consentirgli di affrontare con estrema tranquillità questa salita veramente terribile. Sì, qui siamo negli ultimi... Per fortuna breve. Breve, ma sai, in questi momenti diventa tantissimo, diventa lunghissima. Qui è negli ultimi 600 metri finali, ecco qui la pendenza è già al 15%. Cominciano già a entrare in funzione le telecamere fisse. Tra 100 metri, tra 70 metri vedremo il tornante più duro, ecco lì nel tornante arrivano ad esserci delle pendenze attorno al 20%. E incominciano, ecco siamo al 19% in questo tratto, e intanto incominciano a muoversi i nostri tifosi, sempre moltissimi qui in Belgio. Sì, poi Fondries sta avendo corso molto qui in Belgio, ha parecchi tifosi, ha parecchi amici, ma soprattutto non dimentichiamoci che ci sono tantissimi italiani. Che folla, che entusiasmo, ormai sono abituati i tifosi locali a veder trionfare gli italiani. L'anno scorso Furlan e nelle due precedenti stagioni Argentina. Oramai è diventata quasi la corsa degli italiani, ecco qui. Attenzione, vediamo un po' quello che succede. Sì, Rouet, alle spalle si è Rouet, il francese Rouet che si muove. Sì, che ha staccato Chiappucci, ed anche loro sono negli ultimi metri, però comunque Fondries ce l'ha fatta. Con Fondries in vista del rettilineo finale, attimi di grande sofferenza. Sai, di grande attesa, di grande entusiasmo. La grande sofferenza la fa lui, noi soffriamo in un altro modo, però insomma adesso siamo contenti perché diciamo che è bello soffrire così. È bello, è vero. Allora Rouet in seconda posizione, molto più corretta la posizione di Fondries. Sì, qui è sui pedali, siamo oramai a 150 metri penso. E anche Rouet comunque ha fatto un bel attacco. Nonostante il 17 che tu hai detto con un numero del genere ha poche chance di successo. Ci siamo, ecco, ci siamo. Maurizio Fondries è ormai a poche decine di metri dal meritato trionfo. Dopo la Tirreno-Adriatico, dopo la Milano-Sanremo, Maurizio Fondries toglie un'altra grandissima vittoria, aggiudicandosi per distacco la Frecciavallone dopo una fuga di 31 chilometri. Bravo Maurizio, bravissimo. Non scappare, rimani qui perché tanto adesso arriverà in postazione. Vediamo
visto appena, c'è il tecnico della televisione belga che mi domanda so benissimo, quando vengo devo schiacciare questo bottone per attivare il microfono. Grazie. Allora, in seconda posizione Rouet, secondo Rouet, terzo è Chiappucci che completa il trionfo degli italiani. Allora, von Briest, Rouet, Chiappucci, poi ecco Bröcking.